Avrebbero dovuto sorgere 5 strutture commerciali e invece è nato un vero e proprio lago. Lo ha soprannominato così chi lo vede tutti i giorni affacciandosi alla finestra del suo ufficio in zona Padova Est. È un'ampia pozza d'acqua situata sotto il ponte Darwin che è nata in realtà da uno sbaglio. Il cantiere fermo dal 2011 era sorto per opera di un'azienda, la Lazzaro Immobiliare SRL, che aveva avuto tutte le autorizzazioni del caso dal comune di Padova nel 2008, ma che poi non ha avuto più la liquidità ed ha abbandonato i lavori. All'epoca era stata realizzata solo la pavimentazione ed infisse le palancole. Queste ultime sono state poi rimosse perché di proprietà di una ditta rimasta invischiata nella vicenda, una mossa pericolosa per la stabilità dell'area che però ha trovato nuovo sostegno nella fuoriuscita dell'acqua dalla falda. Lo specchio lacustre è diventato quindi fondamentale per il sostegno delle strade limitrofe, tant'è che l'amministrazione comunale di Padova, su consiglio di un geologo, ha spinto per mettere in sicurezza l'area, mantenendo l'ammasso d'acqua e creando degli argini per evitare fenomeni franosi. Un investimento di circa 100.000 euro sostenuto da Veneto Banca, che prima finanziava la Lazzaro Immobiliare SRL. Ma a conti fatti, cosa ne sarà di quell'area? Il comune è intervenuto immediatamente, pur non essendo l'area di sua competenza, e sta tenendo monitorata la situazione, quindi finché c'è l'acqua la situazione non è una situazione di pericolo, diciamo che è una situazione statica, solo che ovviamente l'aspetto è cambiato profondamente. Quello che ci interessa è che la situazione evolva e che il privato decida cosa fare di quell'area lì. E ovviamente su questo dobbiamo aspettare la mossa del privato, e quindi l'anno prossimo, con i bilanci della San Lazzaro SRL alla mano, vedremo se il proprietario sarà in grado di ripartire con l'operazione edilizia e quindi riprendere le costruzioni come le aveva lasciate. Se questo non sarà possibile per considerazioni che farà il privato, il comune gli dirà di ripristinare la zona e quindi ricoprire la buca, insomma, che oggi è un lago, e quindi di fatto togliere l'acqua da quel posto. In attesa di ulteriori sviluppi della vicenda, il lago di Padova è diventato un tormentone su Facebook per mostrare il lato umoristico della questione. Con qualche fotomontaggio lo si è immaginato come una zona di villeggiatura per l'estate 2014.